Ma chi c'è qua? Ma cosa fai qua? Amore, cosa fai qua? Per fortuna non l'ho preso con la macchina. Ho presa, non so che cos'è, un rospo o una rana? Io non conosco. Amore, però mi sa che il flash ti dà proprio fastidio. Saresti da spostare, da mettere giù. Amore, hai visto che c'è? Hai visto? Guarda lì! Dove? Hai visto, amore? Guarda. Adesso ti accompagno di là in qualche modo. Che profumo. Buona. Che gusto che ha. Sembra che non sia matura per il colore. In realtà è matura. È buona. Adesso la metto in frigo. Allora, domenica 29 di settembre. Questa non l'avevate mai vista? Una tazza che ho preso da Shein, così, un po', ricorda un po' la zucca, ma neanche tanto. Comunque l'ho presa proprio per questo periodo, per l'autunno. Ho fatto la tinta alle sopracciglia perché erano estremamente bionde e non si vedevano, quindi ho rifatto la tinta. Questa mattina mi sono dedicata un po' a me, infatti sto facendo colazione tardi perché ho deciso di fare qualcosa per me, insomma. E niente, c'è un bellissimo sole, wow, però fuori fa freddissimo, 8-9 gradi. Oggi fa freddo, ma sono 8-9 gradi ma molto freddi, probabilmente è umido tanto. Vabbè, adesso Franz si metterà a tagliare un po' d'erba, perché è ora di tagliare l'erba, l'ultimo taglio della stagione, e poi basta. Comunque gli alberi sono ancora verdi, a parte che il noce ci sta una vita a perdere le foglie, è l'ultimo albero che le perde. Sto lavando le lenzuola, che ieri ho fatto il cambio. Oggi andremo a mangiare in baita, a pranzare su, e quindi sono tranquilla, non devo fare niente. Dovrei fare le unghie perché sono senza niente, ma non ho voglia oggi. Vado a rifare il letto e basta. E questa domenica andrà avanti il relax per me. Per Franz no, perché deve tagliare l'erba, ma per me andrà avanti un po' il relax. No, non so, devo decidere cosa fare perché non vorrei stare proprio senza fare niente, vorrei occupare il tempo in qualche modo. E quindi, boh, deciderò. Ho steso tutta la roba che ho lavato, quindi le lenzuola erano già asciutte, quindi le ho già messe via. E qua fuori invece sono tutte le tendine, tendine che avevo e i copricuscini perché ho dato un cambio un po' alla casa per darle un tono un po' più autunnale, quindi vedete, comunque è già uscito il video dell'home tour autunnale, visto che era da tantissimi anni che non lo facevo, ho detto aspetta, faccio di nuovo un home tour, che però in realtà non è proprio un home tour vero e proprio, non vi ho spiegato ogni singolo angolo della casa, ma vi ho fatto un po' così, un aggiornamento sulle cose autunnali, perché la casa è sempre questa, si vede dai video. E quindi niente, avrete già visto l'angolo nuovo qua, nuovo, sempre quello, ma insomma avrete già visto questa cosa.
le decorazioni lì, eccetera. Niente, dai, Pepe qua che c'è un po' di sole, uno spiraglio di sole c'hai qua, eh? E Pippo vi faccio vedere dov'è. Ciao. Ciao gattino bello. Ehi. Ciao. Ciao. Comodo qua dentro, eh? Comodissimo, sei strettissimo. Sei un gigante. Che piedone. Sei gigantissimo. Non so come faccia a stare là dentro perché è veramente tanto piccolo come posto. Boh. Vabbè, dai, che bella domenica oggi. Siamo molto in ritardo ad andare su in baita, ma insomma. E vabbè, oggi è andata così, dai. Franzi sta facendo la doccia. No, siamo un po' in ritardo, veramente. Ah, ma che bene che si sta. Fa caldo con questa maglia qui. Sì, però su in baita credo non sia così caldo come qua, perché è un po' più in alto, quindi non credo faccia così caldo da star senza maglia. Non credo. Però qua si sta molto bene oggi, finalmente, dopo giorni di pioggia, vediamo anche il sole. Che meraviglia. Comunque sta bene, tutto tagliato qua giù, Non ha tagliato tutto perché era già in ritardo, allora comunque ha fatto più o meno tutto, dai. Questa roba si asciugherà di sicuro in giornata. Poi quando arriveremo sarà umida e vabbè, la ristenderò in casa. Si sta già asciugando. Beh, le tendine fanno in fretta a asciugare, Passeggiatina post pranzo. Sono stravestita, ma adesso sto morendo di caldo a camminare. Ma non fa per niente caldo. Mamma mia. Si è cambiata la temperatura da ieri a oggi. Ci sono i cervi che fanno un casino. Ma non riesco a farveli sentire. Ci sono di là. Ha cagato. Sono a casa, anche questo lunedì è andato. C'è il sole, sì, ma ci sono anche delle nuvole che lo nascondono e quindi il clima non è dei migliori. Freschino, freschino, dai. Però secondo me oggi c'era meno freddo di ieri. Ogni volta che registro vado avanti e indietro per casa. Mi sono resa conto di sta cosa. Non riesco a stare ferma. No, non ce la faccio. E poi qua come faccio a bloccarlo sto telefono? Cioccio che cade tutto. Vabbè, niente. Allora, cosa devo fare? Non lo so neanche io, ma non mi si vede neanche. No.
È tutto così buio, sono in controluce, per forza, come si fa? Vabbè, adesso do una pulita a casa super veloce, perché non ho voglia di fare niente. Super veloce, e il letto l'avevo già fatto stamattina. No, comunque devo dare una passata di aspirapolvere. Il divano, per fortuna, non l'hanno toccato i gatti, quindi già avere quello pulito è una buona cosa. Il pranzo è già pronto e anche parte della cena per stasera. È perché sì, ieri eravamo stati in baita, avete visto le clip. E, allora, gli antipasti c'erano i funghi, le zucchine alla griglia, poi c'era il piattino col prosciutto crudo, era crudo quello sì, il crudo, e poi cosa c'è? Le polpettine di tonno. Poi come primo invece il risotto con i funghi e per secondo la carne, avete visto, era una carne mista con le patate. Ecco, menù molto semplice. La torta mi sono dimenticata di farvi vedere la torta, vabbè, comunque è una torta. Oggi si pranza con riso basmati e kebab e zucchine. Perfetto. Ci ho messo anche un po' di condimento, solite spezie, però c'è il kebab che è già condito, quindi spero di non aver esagerato con il tutto. Adesso provo a assaggiare. Allora, il kebab sarebbe stato più buono, come più bruciacchiato. Potrei far cuocere ancora un pochino, sinceramente, perché Franzo non è arrivato, quindi potrei quasi quasi far cuocere un po' di più. Dove vi appoggio? Non ho appoggi. Forse qua. Andiamo. È notte, giusto per accendere il gas poi. Magari a fuoco un po' più alto e vedere se si sbruciacchia un pochino. È che le zucchine rilasciano purtroppo tutta l'acqua e quindi non riuscirà mai a essere bello sbruciacchiato il kebab. Vabbè, comunque questo è quanto. Pepe, ciao, come stai? Tutto ok? L'altra sera era caduto dal tavolino perché si mette proprio in cima, qua sul bordo. Quando gioca poi col suo topolino ancora peggio, che è qua. Guarda qua. Topolino tuo, eh. Bello topolino. Ecco. No, 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 perché lui sa che sto filmando, allora lui non gioca. Comunque, ecco, ecco, ecco. No, si è fermato di nuovo. Puoi continuare, sai? No, no, non ti faccio coccole.